Da settimane sono diventati i guardiani del quartiere. I residenti di Borgo Peano devono combattere su più fronti contro una cementificazione che rischia di compromettere la particolarità di questa zona di Padova. Un angolo di verde e casette incastrato tra la ferrovia e la tangenziale. Oltre al rischio del cavalcavia con vista sul cimitero Maggiore, i cittadini vogliono difendere questa via dal passaggio di una bretella della tangenziale. Sì, cerchiamo un incontro con il sindaco, anche perché noi che conosciamo bene il nostro quartiere, i nostri luoghi, la zona dell'ex Foro Boario, sappiamo bene cosa si potrebbe fare, quali sarebbero le proposte più sensate, quelle più di buon senso per trovare una soluzione alternativa. I residenti vogliono un colloquio diretto con il sindaco e non con i privati che devono costruire nella zona. Da Giordani chiedono di essere ascoltati perché loro che conoscono il quartiere avrebbero individuato un passaggio alternativo grazie ad una strada che attraverserebbe un'area dismessa, un tempo utilizzata da APS. Ci potrebbero essere degli spazi che potrebbero essere utilizzati come percorsi alternativi sia per quello di Via Peano che per quello del cimitero. Una strada che potrebbe risolvere un altro problema, quello del passaggio di auto e moto verso il teatro Geox di Via Australia. Chi passa per Via Peano infatti spesso non rispetta i residenti gettando bottiglie e cartacee, così gli abitanti propongono all'amministrazione di creare questo passaggio alternativo.